avere sempre quell'aspetto, insomma, è stato favorito proprio per incoraggiarlo, perché può essere velocissimi per la seconda parte. Catturate entrambe, tenete bene. Anche questo ogni anno dall'86 diciamo sempre le stesse cose, ma Dore Campolo, tu sei stato cavaliere a Sottosaldi, e l'ambiente ti spiega troppo questa cosa, perché la sala sino in fondo, e che nel frattempo Roberto Sensi tiene in fondo, sempre un ragazzino. Infatti l'anno prossimo le faremo mollare lì al campo sportivo così, man mano. Attenzione, i due cowboy lanciati al galoppo, caponata alla gallina. Vedi, vabbè, questa è vicina, a San Callita, dai, a un'anca. Questa è il montone lontano. Doveva gareggiare lui, perché era uno di quelli che aspirava a vincere per poter trascorrere il weekend in Savinetta delle Mani. E niente, no, come dico, a meno che non vai come compagno assieme all'altro, ho capito, o per usufruire dei bonus. Attenzione, abbiamo, mi dicono qua che abbiamo niente meno che il cavaliere Martorana da Macomer, pare che sia il miglior cavallerizzo di Macomer, definito l'ancillotto di Macomer. Un'informazione per gli organizzatori, per chi sta gestendo, ecco Angelo Del Rio, per quanto riguarda Subombido potete andare anche verso giù, verso la partenza, perché se no si intasa tutto qua e non riusciamo a terminare l'invito delle ciambelle. Ricordiamo che le ciambelle sono state gentilmente offerte dal gruppo femminile del comitato di San Demetrio, che ha fatto le ciambelle, le ha cotte. Ma come mai, Francesco, cosa ha per questa un cuscino all'interno? Ecco. Abbiamo scoperto il mistero. Ecco, vediamo qua colui che ha offerto il primo premio per l'edizione 2012, il weekend nel resort Savinetta di Ludrau, di Leonardo, che viene accompagnato quest'anno da Tiata Taneggia e da Tio Tighello. Sono il gruppo storico della Luce Saputa, sono la reincarnazione di quelli che correvano già negli anni 20, e infatti Savinetta è proprio per questo, per ricordare quegli anni trascorsi e per far rivivere questa emozione. Tio Leonardo ha pensato bene di offrire un weekend completo e siccome lui è anche un allevatore offrirà anche un maialetto
tenere gli ospiti durante questo soggiorno. Attenzione, stiamo attenti. Ricordiamo che l'associazione Ippicardia Repadellas declina ogni responsabilità per quanto riguarda la manifestazione. Ecco, invitiamo